Eccoci telespettatori carissimi, un'altra intervista, un altro nostro ospite qui presente in studio, un altro tema molto importante in cui tenere sempre alta la guardia, essere sempre molto attenti, sensibili, ed è una questione trasversale di cui si parla meno perché le notizie tutti parlano sempre della stessa cosa, gioco forza, ma le mafie continuano ad operare, continuano ad esistere, anzi ancora di più in un periodo di difficoltà, ben radicate ormai, neanche più insinuate, ma radicate sul nostro territorio, e chi se ne occupa, anche facendo degli studi, scrivendo, avendo quindi anche il coraggio di scrivere storie vere e fatti, è di nuovo qui con noi. E quindi il dottor Francesco Trotta, CEO di Cosa Vostra, grazie di essere qui per presentarci un'opera che ha avuto recentissimamente, diciamo così, vita, ed è questo libro Morire di mafia, volume 1, quindi ci attendiamo volume 2, volume 3, speriamo di no. No, noi speriamo di no, perché vuol dire che c'è tanto materiale, quindi ai noi. Però diciamo che è nato nel periodo di lockdown, quindi non un periodo in cui si parlava anche di questo, non un periodo in cui voi come associazione senza scopo di lucro vi dedicavate, quindi non vi dedicavate alla vostra attività formativa presso le scuole, presso i più giovani, le campagne anche pubbliche. Quindi un periodo di grande silenzio, esce questo libro che è una denuncia anche molto importante. E adesso voi sperate, giustamente, lei spera che la cosa si dia un seguito, non tanto e non solo per l'eco che può avere, ma soprattutto perché i temi trattati sono sempre di grande attualità, vero? Assolutamente, innanzitutto la ringrazio per avermi ospitato qui da lei. Sì, questo libro è una denuncia che parte dal passato, il titolo appunto è Morire di mafia, la memoria non si cancella. Qualche giorno fa c'è stato il 21 marzo, la giornata nazionale dedicata alla memoria delle vittime innocenti di mafie, e ovviamente questo libro è indicato per chi volesse scoprire le storie delle vittime innocenti di mafia, ma è anche indicato perché storie magister vitae, e quindi raccogliendo le informazioni del passato possiamo vedere ancora come oggi certe storie, certe dinamiche sociali in cui affiora ed emerge il potere mafioso. Ecco, questo libro è ancora attuale. Allora raccontiamo un po' la storia dall'inizio, perché sì, magari lei che la racconta conosce tutto, l'ha già detto più volte, chi magari quei ragazzi che hanno avuto certo l'opportunità, l'occasione di conoscervi, insomma sanno, però i nostri telespettatori magari no, non tutti. E allora innanzitutto Cosa Vostra nasce un po' di anni fa, perché il tempo vola, però ormai sì, ha diversi anni che è esistente. Come nasce, qual è stato lo spunto e anche il titolo stesso dato, diciamo così, all'associazione, da che cosa viene? Certo, l'associazione Cosa Vostra, come lei ricorda, ha ormai un po' di anni di vita. Il 2021 è il 6º anno e siamo nati con un'idea che era sviluppata poi appunto nel 2015, che è quello di far luce sulle dinamiche mafiose in Veneto, a partire da cosa? A partire dai beni confiscati alle mafie presenti nella nostra regione. E ce ne sono. E ce ne sono, si stanno moltiplicando, perché se pensiamo che nel 2013 il numero era di 77 beni confiscati immobili, ed erano 72 ville, case, abitazioni, terreni e 5 aziende, oggi invece il numero è moltiplicato in maniera esponenziale, sono quasi 400 i beni confiscati immobili in Veneto. Noi appunto siamo nati con quell'esigenza lì di far luce sulle dinamiche delle mafie e sulla loro tangibilità, sulla loro concretezza. Il segno evidente della presenza delle mafie in Veneto era appunto uno dei segni evidenti, erano appunto i beni confiscati. Allora, voi siete partiti però dalle mafie che sono venute da fuori, perché ne eravamo celebri in Veneto per la cosiddetta mafia del Brenta, no? Che ha avuto una sua connotazione tipicamente, insomma, mafiosa, però questa, diciamo, che non ha scaturito diciamo, il fatto di iniziare a parlarne in modo importante. È stato quando altre mafie ben più note e conosciute, senza nulla togliere, insomma, alla mala del Brenta, per carità, però hanno incominciato a radicarsi e a produrre anche i loro effetti su questo territorio. 2015, sì, è poco tempo fa, e tanto, comunque gli anni sono passati.
Quando voi avete creato questa associazione, come vi hanno guardato dal di fuori? Perché le persone, la percezione è un'altra cosa. Sì, esatto, ma all'inizio si diceva no, ma la mafia non c'è qui da noi, la mafia è da un'altra parte. Ci hanno guardato, allora gli addetti ai lavori ci dicevano è molto interessante il lavoro che avete in mente, perché appunto occorreva fare luce sulla presenza delle mafie e sulle loro storie. Come lei ha appena sottolineato, il Veneto è il caso unico in Italia, è quella regione che ha avuto una mafia propria, la mafia del Brenta, e poi l'ha dimenticata. Nessun'altra regione dimentica le mafie che produce. È un po' come se la Sicilia... Forse perché si è via via spenta nei suoi effetti, perché è stata sconfitta, lo Stato l'ha repressa duramente, eppure non si era studiata fino in fondo, tant'è che oggi alcuni affiliati che erano della mafia del Brenta e che poi sono usciti per decorrenza dei termini di custodia, comunque sono tornati in auge e ci siamo chiesti che fine hanno fatto. Alcuni di loro erano collegati, si è scoperto poi, erano collegati poi con il clan di Camorra, che è sotto inchiesta, il processo di Eraclea. Quindi questo cosa vuol dire? Che appunto studiare quelle dinamiche sociali e criminologiche di anni fa sarebbe stato utile per capire poi cosa ci si aspettava. Vuol dire che questo comunque, al di là di quel che si poteva ritenere, è un territorio dove socialmente c'è anche qui la disponibilità, la possibilità esatto. di far maturare certi processi. La mafia, intesa come criminalità organizzata, è un problema endemico di ogni società. La criminalità organizzata sta ovunque, non possiamo dire siamo noi italiani e basta gli unici ad avere la criminalità organizzata, c'è dappertutto. La mafia è un qualcosina in più. È qualcosina in più. E allora il caso di Eraclea, dove la mafia, dove nasce una criminalità organizzata che poi diventa mafia e poi ha contatti con la società civile fino ad arrivare alle istituzioni, se poi verrà confermata... Sì, adesso ancora non si sa esattamente, bene. noi siamo sempre... c'è stato il primo grado e quando del rito abbreviato. Se poi verrà confermata in Cassazione quanto ritiene l'accusa, quindi la Procura di Venezia, il distrettuale antimafia, siamo di fronte a un caso molto grave, che... non deve però essere, anche in questo caso, successivamente negato o comunque banalizzato. Nel senso, cosa voglio dire? Che noi rischiamo sempre, e questo non è il caso solo del Veneto ovviamente, ma a livello italiano, che le storie che sono affiorate, perché a noi dell'associazione Cosa Vostra, questi ragazzi, studenti, ma anche laureandi e laureati, avvocati e quant'altro, interessano le storie, cioè quei dettagli che poi rischiano di essere anche, come si può dire, passare in secondo piano all'interno poi di una sentenza, no? Ma ci sono delle storie che devono essere raccontate. La mafia del Brenta per anni si è negato, e noi qua nel nostro libro abbiamo il piacere abbiamo il dovere, il piacere di raccontarlo, la storia di una delle vittime innocenti della mafia del Brenta, che è appunto Cristina Pavesi, la studentessa trevigiana uccisa durante una delle rapine della mafia del Brenta. Abbiamo intervistato Michela Pavesi, che noi abbiamo l'onore di chiamarla zia Michela, la zia appunto di Cristina, che ci ha donato il suo ricordo, il suo racconto della nipote che era stata uccisa e per anni era una vittima dimenticata dalla società civile, che diceva ma è morta una ragazza durante una rapina e poi sì, è morta, però c'è una tragedia familiare dietro, c'è il papà di Cristina che muore un anno dopo di crepacuore, tanto era il dolore per la perdita della figlia. C'è questa ragazza che molti dicevano è una ragazza di Conegliano, no, è trevigiana. Poi sì, abitava a Conegliano, però era nata a Treviso. Quindi c'è questa voglia di riscoprire le storie che ci legano talvolta in maniera brutta alle mafie, ma poi si scopre
in questo caso, nella storia di Cristina Pavesi, che ci ha regalato appunto la signora Michela Pavesi, che è un inno alla vita, un inno all'amore, un inno al ricordo. Ecco perché voi prendete in esame le storie di persone, cioè partite dalle storie, cioè per non dimenticare, quindi raccontare le storie, e dalle storie di persone che hanno vissuto determinate tragedie c'è un fil rouge che poi ci riconduce a capire. Esatto, proviamo proprio a ricostruire anche l'evoluzione delle mafie, l'evoluzione stessa delle mafie, e a partire dalla storia, perché i manuali di storia che tutti noi abbiamo affrontato sono dei manuali di storia, sono dei saggi di storia, tralasciano purtroppo le piccole tragedie personali. Noi abbiamo ribaltato i termini, abbiamo detto partiamo dalla microstoria, proviamo a raccontare anche casi attuali, magari passati di qualche anno, ma per far capire che certe cose ritornano ciclicamente. Allora se avessimo studiato bene la storia, se avessimo conosciuto le dinamiche, avremmo dovuto creare gli anticorpi. Le faccio un esempio, dottoressa Cognito. Quest'anno, il 21 marzo, nel 2000 siamo arrivati grazie all'Associazione Libera, abbiamo un elenco, che è brutto dirlo elenco, però mi passi il termine, un elenco di 1031 vittime. Se guardiamo le ultime vittime, sono persone che sono state uccise. Ma 1031 in un anno? No. No, dico 1031 nell'arco, scusi, nell'arco della nostra storia, quindi dal 1878 al 2018, 1031 vittime. Le ultime vittime del 2018, 2017, 2016 sono vittime che per lo più hanno nomi stranieri, ma alcuni sono italiani invece, e sono legati alla terra. Cosa vuol dire? Sono stati uccisi degli agricoltori e sono morti per mafia, per un sistema paramafioso, dei ragazzi vittime del caporalato, morte durante il trasporto dei pomodori in incidenti brutali, perché sono stipati 20 persone dentro i furgoni, lavorano in condizioni disumane, no? Guardiamo indietro di 120 anni, 150 anni, ci accorgiamo che le prime vittime erano i contadini, uccisi nel sistema mafioso quando chiedevano i loro diritti. E quindi è un cerchio che si chiude, che sembra chiudersi, ma che in realtà non si chiude mai. Non si chiude proprio. Perché siamo ancora oggi qui a chiedere, come ha detto lei, a denunciare che si riaffermino i diritti di ognuno di noi per contrastare le mafie. Però raccontare delle storie vissute direttamente, indirettamente, di persone che si conoscono, ci vuole anche un coraggio. Non dappertutto si riescono a raccogliere queste storie, perché non tutti hanno il coraggio di raccontarle, di testimoniare, perché c'è la paura dietro la mafia esiste e continua a crescere perché c'è connivenza, perché c'è paura, e a parte ricchezza naturalmente, perché questo è un altro fattore per anche riuscire a convincere molte persone ad entrare in un certo ambito. La paura quindi è un deterrente anche a raccontare. Anche raccontare a volte è difficile, c'è la paura. Noi abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna di elaborare un libro a più mani, è un libro corale, è un libro che parte dall'associazione e si allarga in due modi. Il primo, lavorando con le scuole, i lavori più meritori dei ragazzi degli ultimi anni delle superiori sono stati inseriti qua dentro. Ne abbiamo presi una ventina degli studenti del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso e un'altra parte proveniente dal liceo Tito Livio di Martina Franca in Puglia, per unire, per far capire che i ragazzi Ma che tipo di lavoro hanno fatto? Ricerca su fonti documentarie a partire dagli archivi giornalistici e poi sentenze e documenti di tribunale, e nei casi più fortunati recuperare anche il nome dei familiari disponibili alle interviste. Quindi i ragazzi si sono cimentati in un percorso durato, nel caso di Martina Franca, un anno, nel caso più di un anno e mezzo, e nel caso del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso un anno di lavoro durante una pandemia in DAD. Non è stato molto facile, però i ragazzi si sono impegnati, e quindi i lavori più meritori li abbiamo inseriti qua dentro, per unire l'idea delle storie delle vittime che legano tutta l'Italia.
nessuna regione esclusa. Ecco, ci sono modalità diverse di essere vittima? Sì, ci sono modalità diverse, perché poi l'altra parte appunto l'abbiamo sviluppata andando proprio a raccogliere le testimonianze dei familiari, e quindi abbiamo trovato il familiare di una vittima che magari era stata trucidata, brutalmente uccisa, sparata, e altri invece che abbiamo intervistato Elisa, la dottoressa Elisa Boni, ha intervistato la vedova e la figlia del mitico, del leggendario, oserei dire, ma nel senso non di eroico, ma nel senso veramente dell'impegno che ha profuso il poliziotto Roberto Mancini, vittima della Terra dei Fuochi, lui che per primo ha indagato sulla Terra dei Fuochi della Camorra e per questo si è ammalato di cancro ed è morto purtroppo. E quindi ascoltare le storie è sempre qualcosa che è giusto, perché l'empatia penso che sia una chiave di lettura che manchi alla società attuale per capire la brutalità delle mafie, anche oggi come si sono sviluppate, e poi la difficoltà era trasportare il dolore, ma non renderlo un libro pesante, perché abbiamo raccontato quasi 170-180 storie. E allora questo è l'elemento fondamentale. Torniamo sul tema del discorso se si è vittima in modo diverso oppure no, e poi quali sono anche le storie che più possono essere per colpire, ma lo facciamo tra poco, dopo la pubblicità.